Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il Sussidiario.tv. Sono le notizie di oggi, 2 aprile 2026. Trump scuote l'Occidente. Sul tavolo Iran, Hormuz e NATO, con un messaggio chiaro agli alleati europei. Il governo italiano lavora alla proroga del taglio delle accise per proteggere famiglie e imprese dal caro carburante. L'Europa, intanto, risponde alla crisi energetica con la sua specialità: burocrazia e dogmi. Conte inciampa sulla cena con Zampolli, emissario trampiano. Il doppio gioco dei 5 Stelle torna a galla. Gravina e il calcio italiano. 3 mondiali saltati sono un fallimento, non una fatalità. E il centrodestra accelera sulla legge elettorale per dare all'Italia la stabilità che merita. Questi i titoli. Restate con noi. Il giornale entra nel vivo adesso. Trump sveglia l'Occidente. Iran, Hormuz e NATO. Agli alleati dice basta comodi sotto l'ombrello USA. Donald Trump ha scelto di parlare chiaro. L'America non può continuare a farsi carico da sola della difesa dell'Occidente, mentre troppi alleati europei si comportano da passeggeri e poi impartiscono lezioni. Sul tavolo la guerra con l'Iran, la sicurezza dello stretto di Hormuz e il futuro della NATO. Trump sostiene che l'Iran non rappresenta più una minaccia sostanziale e chiede ai paesi che dipendono dal petrolio medio orientale di proteggere anche loro Hormuz. Chi vuole sicurezza, energia e libertà deve assumersi costi e responsabilità. Senza America, l'Occidente non diventa più autonomo, diventa più fragile. Accise, scudo sul pieno. Il governo prepara la proroga, difesa concreta per famiglie, lavoro e imprese. Il governo lavora a una proroga del taglio delle accise sui carburanti, con un decreto atteso per allungare la misura fino alla fine di aprile. È una scelta politica. Vuol dire riconoscere che il caro energia entra ogni giorno nella vita delle persone, nel costo di un pieno, nella spesa, nei trasporti, nei margini delle piccole attività. Mentre Bruxelles produce vincoli e burocrazia, Roma almeno prova a intervenire sul terreno reale, parlando a chi manda avanti il paese. Europa ferma, crisi vera. Energia, ETS e vincoli UE. Le imprese pagano il prezzo dell'astrazione. Davanti a una crisi vera, l'Europa risponde con la sua specialità, l'astrazione. Le imprese soffrono, i consumatori pagano, l'industria rallenta e Bruxelles mette sul tavolo rigidità e dogmi verdi, ricette buone per i convegni, ma inutili per la realtà. Una cultura politica che tratta l'economia come un esperimento ideologico. Mentre il mondo corre, l'Europa si impantana. Servono flessibilità, difesa del sistema produttivo, tutela dei consumatori. Non servono prediche. Se la crisi energetica viene affrontata con la burocrazia, a pagare saranno sempre famiglie, partite IVA e piccole imprese. Conte inciampa su Trump. Cena con Zampolli e difesa d'ufficio. Il doppio gioco dei 5 Stelle. Conte prova a tenere insieme tutto e il contrario di tutto, ma la contraddizione presenta il conto. Da una parte la retorica anti-americana e il moralismo contro Trump, dall'altra i rapporti con il mondo trampiano che raccontano una storia molto meno lineare. Il caso della cena con Paolo Zampolli pesa per il suo significato politico, non per il pettegolezzo. È il solito doppio linguaggio del campo largo. In pubblico fanno i moralisti, in privato cercano sponde e uscite di sicurezza. Il punto è l'ambiguità strutturale di un leader che vuole fare il premier senza mai dire davvero da che parte sta. Gravina, adesso basta. 3 mondiali saltati non sono sfortuna, sono il fallimento di una gestione. Ci sono casi in cui le dimissioni non sono una sceneggiata, né una parola d'ordine. Sono la presa d'atto della realtà. Il caso di Gabriele Gravina è uno di questi. 3 esclusioni consecutive dai mondiali non sono un incidente, né una fatalità sportiva. Sono il bilancio di una gestione. Se fallisci in serie sull'obiettivo principale, devi fare un passo indietro, per rispetto verso il calcio italiano e il suo peso sportivo ed economico. Gravina può dirsi un giunco che non si spezza, ma intanto si è spezzato qualcos'altro: la credibilità. Regole per governare. Il centrodestra accelera sulla legge elettorale, le opposizioni alzano il muro. La questione vera non è il tatticismo parlamentare, ma la stabilità. L'Italia non può permettersi il lusso dell'ingovernabilità permanente.
La maggioranza punta a chiudere la riforma entro l'anno, per mettere il prossimo Parlamento al riparo dal caos e dai ricatti dei piccoli partiti. Le opposizioni rispondono con il solito muro ideologico, ma i cittadini sanno benissimo che un sistema che non decide scarica il prezzo della propria impotenza sulla vita concreta del paese. Il centrodestra vuole regole per governare. Gli altri sembrano preferire il disordine. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Iran, perdere con i Pasdaran, se Trump molla, l'Occidente arretra. Se l'America arretra in Iran, non vince la pace, vincono i Pasdaran. Vince un regime teocratico che da quasi mezzo secolo vive di destabilizzazione, antisemitismo e odio verso l'Occidente. È il cuore dell'editoriale di Giuliano Ferrara sul Foglio. Il prezzo di una sconfitta americana non sarebbe una correzione di rotta, ma un salto di potenza per il nemico strategico dell'Occidente. Chi sogna il fallimento di Trump sul dossier iraniano sta scommettendo contro Israele, contro le rotte energetiche, contro l'alleanza occidentale. Se salta la deterrenza americana, non nasce un'Europa più adulta, nasce un Occidente più debole e più esposto. Bollette, la giungla del TTF. La stangata passa dalla speculazione. Quando arrivano bollette più alte, ci raccontano sempre la stessa favola. È il mercato, è la fatalità. Ma la verità è meno neutra. Nell'analisi del sussidiario, Giuseppe Di Gaspare spiega che la stangata nasce dentro un meccanismo opaco e finanziarizzato, scaricato poi su famiglie e piccole imprese. Il problema è il TTF di Amsterdam, dove il volume dei derivati sarebbe circa 40 volte la domanda fisica trattata. Nel divario tra prezzo virtuale e reale si annidano gli extra profitti. Il conto non lo pagano i fondi e i trader, lo pagano famiglie, partite IVA e PMI. Finché Bruxelles santifica benchmark deformati dalla speculazione, il sistema energetico europeo resterà una macchina che trasferisce ricchezza dal basso verso l'alto. Conte cerca gli USA. Contro Trump a parole, trampiano per necessità. Conte recita la parte del leader morale e del censore dell'America muscolare. Ma dietro la scenografia, il copione cambia. Nell'articolo del sussidiario, Paolo Torricella descrive un Conte che coltiva contatti nel mondo trampiano perché sa che la credibilità internazionale non si costruisce con i sermoni, ma con le sponde giuste. Lo definisce un trasformista in giacca e cravatta, una DC 2.0 che non si siede a certi tavoli per caso. Il problema non è lo scandalo, ma l'incoerenza. Moralista anti-Trump in pubblico, in cerca di coperture internazionali in privato. Nel campo largo parlano di valori, ma appena sentono odore di potere, partono in cerca di sponsor. Conte, più che uno statista, è il campione di questa ginnastica dell'ambiguità. E per oggi è tutto. Dalla redazione del TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, un affettuoso saluto a tutti voi ascoltatori e appuntamento a domani. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà.